Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale del Marietto Veneziano. Prima di tutto vi chiedo, se non avete già fatto, di iscrivervi al canale della Hildegarda e del Marietto Veneziano e di mettere anche un bel like che fa sempre bene e tira su di morale. E secondo, da come avete visto il titolo della mascherina radionica, strutturare una difesa. Oggi vedremo come iniziare a capire se siamo stati attaccati da varie entità o da qualcosa, perché alcune volte nella vita capita che vediamo che tutto va male e quindi dobbiamo cercare di individuare da dove è arrivato il nemico o questa situazione sgradevole. Di solito mi contattano e sentono che c'è qualcosa che non va, ma prima di tutto bisogna anche individuare chi e che cosa ci sta attaccando, se è una cosa materiale o immateriale, se è stata scagliata tempo fa o adesso. Quindi bisogna sempre fare un'indagine radiostesica seria e approfondita. Oggi iniziamo questo tour, questo percorso dal titolo Strutturare una difesa, con un quadrante, un circuito, un quadrante radiostesico che uso spesso nelle mie indagini radiostesiche. Bene, iniziamo. Quindi vediamo il solito quadrante, quadrante radiostesico per la valutazione e ipotizziamo di mettere un testimone qui nel cerchietto, che può essere tranquillamente una foto, un po' di cotone imbevuto di saliva, un pezzettino di unghia, un capello, oppure se non abbiamo questi testimoni anche uno scritto del nome e cognome e almeno la data di nascita. Prendiamo il nostro pendolino e chiediamo se possiamo usare questo quadrante radiostesico per individuare il pericolo o il problema, e vediamo che il pendolino ci dice di sì. Chiaramente queste sono solamente pillole teoriche e quindi faccio tutto molto più veloce in modo da dare solamente un'idea. Bene, vediamo che il pendolino ci dice di sì, quindi siamo sicuri che il quadrante radiostesico che useremo sarà quello giusto per ricercare la causa. Bene, adesso ci fermiamo e prendiamo, prima di tutto vi devo dire che lo sapete già, per chi è nuovo però non sa che questo quadrante radiostesico si può scaricare gratuitamente dal sito ilcapitano.altervista.org. Bene, prendiamo il prossimo quadrante radiostesico, è per la valutazione del trattamento. Qui in questo caso qui, visto che è solamente una base, un inizio, vedremo di vedere se andrà bene questo quadrante, fino a che livello di profondità riuscirà a capire il problema da dove arriva questo problema. Quindi prendiamo il nostro pendolino, ricordatevi di mettere sempre nel pallino il testimone, prendete il vostro pendolino e vediamo questo quadrante radiostesico per la valutazione del trattamento, come dirà che andrà la ricerca. E vedete che la ricerca sarà favorevole, molto favorevole, quindi siamo sulla buona strada. Abbiamo visto che questi due quadranti radiostesici vanno bene. Ecco, perfetto. Adesso prendiamo questo nuovo quadrante radiostesico che io uso spesso da anni per fare le mie ricerche, le mie indagini radiostesiche, quando mi telefonano o mi contattano persone che hanno bisogno delle mie indagini. Questo quadrante per la valutazione di energie pericolose eteriche, perché in questo caso qua si parla di etericità, di astrale, di insomma tutto ciò che non è materiale in questo caso qua, e valutiamo se il soggetto ha avuto questi tipi di attacchi. Vediamo che c'è parassiti astrali, vampiri energetici, larve astrali, elementali, fatture nere, voodoo e incantesimi neri. Ripeto, incantesimi neri, voodoo, fatture nere, elementali, larve astrali, vampiri energetici e parassiti astrali, perché ci sono delle persone appunto che mi contattano e vogliono sapere la causa principale, da dove deriva questo attacco. E chiaramente questo, ripeto, è solamente la base, è un inizio di questo trittico che farò di pillole sulla struttura di una difesa radionica, chiaramente a riguardo a attacchi
appunto parassiti astrali, vampiri energetici, larve astrali, elementali, fatture nere, voodoo e incantesimi. Questo circuito lo potete tranquillamente scaricare dal sito del capitano.altervista.org o venirlo a scaricare nei gruppi di Ildegarda e Marietto Veneziano su Facebook. Bene, adesso prendiamo il pendolino, mettiamo qui il nostro testimone sul pentalfa e chiediamo al pentolino il soggetto, il testimone, da che tipo di energia eterica pericolosa è attaccato. E in questo caso, vedete, ci dice larve astrali. Potrebbe esserci anche il caso che una persona è attaccata da più elementi e quindi possiamo fare un'altra domanda, possiamo chiedere il secondo attacco o il secondo elemento che attacca questa persona. Vedete che sono elementali, perché ci può essere anche il caso che una persona è attaccata da più elementi. Visto? Quindi questo personaggio qua era attaccato sia da larve astrali che da elementali. Vedete? Questo è solo un esempio. Quindi ci fermiamo adesso. Quindi abbiamo visto che abbiamo individuato l'attacco che questa persona, questo soggetto, questo testimone ha avuto. In futuro vedremo anche come individualizzare, come in un certo senso mettere a fuoco da dove arriva l'attacco. Vi farò vedere come il vostro Marietto Veneziano indaga, usa questi strumenti da anni per indagare eventuali attacchi. Bene, cari amici, anche per oggi il Marietto Veneziano vi ha dato questa pillola, sono contento che voi mi avete seguito fino qui. Vi chiedo, se non vi siete ancora iscritti, di iscrivervi al canale di Ildegarda e del Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei gruppi di Facebook o nei gruppi di Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!